Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Dal 1° aprile, secondo l'ultimo decreto ministeriale, gli insegnanti Novax, pur permanendo l'obbligo vaccinale, torneranno a scuola ma non potranno però insegnare. In questa situazione si troveranno 200 insegnanti del Friuli Venezia Giulia che quindi verrebbero pagati senza di fatto svolgere il loro lavoro. Ci dice tutto in questo primo servizio Alberto Comisso. Insegnanti Novax reintegrati dopo il periodo di sospensione dal servizio dal 1° aprile, almeno secondo l'ultimo decreto ministeriale, pur permanendo l'obbligo vaccinale, i docenti che non si sono vaccinati, che non hanno contratto il Covid-19, potranno tornare a scuola. Non potranno però insegnare, ma percepiranno comunque lo stipendio. In Friuli Venezia Giulia si parla di una netta minoranza, circa 200 insegnanti che potrebbero essere pagati senza di fatto svolgere il loro lavoro. Su questo punto l'Associazione Nazionale Presidi vuole vederci chiaro. È quasi una beffa, oserei dire, nel riguardo di tutta quella larghissima maggioranza di personale scolastico che ha adempiuto con grande sollecitudine e grande responsabilità alla vaccinazione. Ecco, su questo dicevo, ANP ha chiesto urgentemente dei chiarimenti al Ministero per non commettere errori. Per quanto riguarda invece gli studenti, tutto tornerà alla normalità. Spariscono in modo più o meno definitivo le quarantene e resta, diciamo così, di trattare i casi di contagio al pari, della stessa stregua di una qualsiasi altra malattia. Quindi, in estrema sintesi, chi è ammalato sta a casa, chi non è ammalato, anche se contatto stretto in classe eccetera, resta a scuola con l'uso di mascherine. E ora veniamo al caso dell'Istituto Deganutti. Un estraneo entra a scuola durante le lezioni. La preside con una circolare ha deciso di sospendere per tutti la ricreazione. Studenti e genitori si ribellano, la dirigente si giustifica ai nostri microfoni. L'ho fatto per tutelare la sicurezza dei ragazzi e lo rifarei. Intanto lunedì riprenderà la ricreazione ma nessuno potrà uscire dalle aule. Sentiamo la preside. Ho tentato di mettere in atto un'azione che non fosse repressiva ma che quantomeno mi permettesse di dare un certo ordine e capire le strategie migliori da adottare. Quando ha capito che era entrata un'altra persona estranea, cosa avete fatto innanzitutto? Intanto se ne è accorto il mio vice, quindi il mio collaboratore, che ha assolutamente bloccato la persona estranea e quindi abbiamo cercato di capire il perché fosse lì dentro, chi era, ma chiaramente non ci ha risposto. Abbiamo chiamato i carabinieri perché era comunque una persona estranea adulta, maggiorenne. Perché proprio la ricreazione? Volevo cercare di capire che cosa stava succedendo, evitando la ricreazione che ci consente di muovere più persone tra dentro e fuori, quindi il cortile del Deganutti, provvisto di diverse porte, tra cui tante porte di emergenza che sono apribili solo dall'interno. Quindi questa cosa era un meccanismo che dovevamo un po' attenzionare. Era solo per proteggere intanto in via precauzionale i ragazzi, la loro sicurezza e il loro stare dentro la scuola, anche per garanzie verso i genitori che mi affidano ai loro figli. Come l'hanno presa i ragazzi? Malissimo, chiaramente, ma me l'aspettavo. Quello che mi ha fatto peggio, più male come mamma, come adulta, è la reazione dei genitori, che hanno pensato solo al fatto che questi ragazzi non potessero mangiare per 5 ore, piuttosto che essere forse più attenti al fatto che io mi preoccupavo della sicurezza di questi ragazzi dentro la scuola. Stamattina il comitato studentesco ha incontrato tutte le rappresentanze degli alunni delle varie classi, mi hanno dato alcune soluzioni almeno momentanee e le ho accettate. Da lunedì i ragazzi faranno il loro intervallo all'interno delle aule e chiaramente non sarà consentito andare all'esterno. Rifarebbe comunque questa scelta? Assolutamente sì, mi fa tanto male, più di quanto i ragazzi stessi possano pensare, però rifarei esattamente la stessa cosa. Voltiamo pagina. Secondo un'indagine della CGIA di Mestre sono più di 70.000 le famiglie in Friuli Venezia Giulia a rischio di povertà dopo i rincari di carburante e bollette, costrette a scegliere se pagare le stesse bollette o acquistare generi alimentari per i pasti. Sentiamo.
Le famiglie più a rischio a livello nazionale sono 4 milioni, in regione sfiorano le 70.000. Sono quelle con un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e mal conservate. Il capofamiglia è giovane, spesso dirigente e o immigrato. E questo l'identikit tracciato da uno studio della CGA di Mestre rispetto al caro bollette seguito al periodo Covid, senza trascurare il forte rincaro dei carburanti. Famiglie che sono nella condizione della cosiddetta povertà energetica, costrette a non accendere il riscaldamento, altrimenti non riescono a pranzare e a cenare contemporaneamente. I più vulnerabili risultano essere gli italiani del centro-sud, anche se il nord-est, in particolare in Friuli Venezia Giulia, la situazione è tutt'altro che morbida. In più, se il reddito principale è riconducibile ad un lavoratore autonomo, il quadro di povertà è ancora più pesante. La nostra regione è classificata come medio-bassa per quello che concerne la frequenza della povertà energetica. Se vogliamo veramente dare una mano a questa realtà c'è solo una cosa da fare: mettere un tetto agli aumenti delle bollette di luce e gas, così come hanno già fatto temporaneamente altri paesi europei. Giornata di lavoro per i volontari della Protezione Civile regionale impegnati su 4 incendi boschivi, questi fronti attivi dove sono impegnati anche gli addetti del Corpo Forestale regionale, il primo automezzo in località Curiedi e Forcella Duron con l'intervento dei volontari di Arta Termine, Monza Amaro e del capoluogo Carnico, 2 incendi attivi in località Pradis con volontari di Clauzzetto, Travesio e Maniago. Si tratta di fiamme innescate ancora per motivi da appurare e comunque la combustione agevolata dai fondi resi asciutti dal prolungato periodo siccitoso e dal vento. Queste immagini invece si riferiscono all'ultimo incendio di questo pomeriggio divampato a Ragogna a ridosso del tagliamento. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di San Daniele anche con l'ausilio dell'elicottero per spegnere il rogo. Interdetto il passaggio sul ponte di Pinzano verso Udine. L'emergenza sanitaria oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 1.220 contagi su 10.778 tamponi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 120. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, una donna di 83 anni di Trieste e una donna di 79 anni di Paularo. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia ammonta a 4.899 persone. La cronaca: ai domiciliari a Udine per aver commesso un furto di telefonini a Trieste, un 46enne georgiano manomette il braccialetto elettronico e scappa a Praga. La polizia ceca lo arresta 3 mesi dopo, l'uomo verrà estradato. Manomette tagliandolo il braccialetto elettronico e si allontana senza farvi più ritorno dal domicilio di un connazionale che si era reso disponibile ad accoglierlo. Un 46enne georgiano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Trieste è stato arrestato il 21 marzo a Praga dalla polizia ceca. L'uomo era finito in manette il 29 settembre scorso a Trieste dopo il furto commesso di alcuni telefonini in un negozio del centro giuliano. Il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato l'arresto e nei confronti del 46enne aveva disposto la misura cautelare con controllo elettronico nel domicilio di un connazionale. Il 24 dicembre però il cittadino georgiano era riuscito a manomettere il braccialetto e a fuggire. Le immediate ricerche non avevano permesso di rintracciarlo. Così il Tribunale di Trieste aveva disposto nei suoi confronti l'aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere. Gli agenti della squadra mobile della questura di Udine si sono immediatamente adoperati per individuarlo. Gli accertamenti hanno permesso di appurare come l'uomo in passato fosse domiciliato in Repubblica Ceca, dove ad inizio febbraio è stato rintracciato. A questo punto il GIP ha predisposto il mandato di arresto europeo che è stato eseguito il 21 marzo dalla polizia ceca. Sono in corso le procedure di estradizione. È lo scrittore e scultore Mauro Corona il vincitore del premio Bertiulta al Friul, il riconoscimento che viene assegnato ai friulani che hanno portato in alto il nome del Friuli nel mondo. La cerimonia di consegna è prevista a Bertiolo il 31 marzo nell'ambito della 73esima Festa del Vino. Ci dice tutto Daniele Paroni. Zanchetta, allora siamo nel fine settimana numero 2 della 73esima Festa del Vino. Vorrei soffermarmi sul vincitore del premio Bertiulta al Friuli e sulle numerosissime etichette che ci sono. Sì, allora diciamo giustamente noi abbiamo un premio molto importante per quello che riguarda, sono già 24 anni che lo consegniamo. Questo premio viene dedicato ad un personaggio regionale della nostra regione che si è distinto a livello nazionale e anche al di fuori della nostra Italia. Quest'anno abbiamo avuto nomi importanti.
sono tutti nomi importanti perché chiaramente c'è una giuria dietro presieduta da Pietro Pittaro e quindi comunque è tutta gente di uno certo spessore. Quest'anno abbiamo la commissione ha deciso di darlo a Mauro Corona, chiaramente, perché in questo momento abbiamo ritenuto che sia il Friulano Doc più rappresentativo della nostra regione. Chiaramente questa manifestazione, questo evento di consegna vero e proprio del premio verrà fatta giovedì 31 marzo in Auditorium Paroni a Bertiolo qua. Dopodiché, quante etichette sono esposte in enoteca? allora, quest'anno abbiamo oltre 63 etichette che rappresentano tutto il mondo vitivinicolo regionale. Andiamo da San Dorligo della Valle e arriviamo fino a Sacile, quindi diciamo che andiamo dall'estremo est all'estremo ovest. Un'ottantina di studenti dell'Istituto Manzini di San Daniele hanno fatto lezione assieme agli insegnanti di Cambridge, un'occasione unica, favoriti dal fatto che a causa della pandemia era saltato lo stage in Inghilterra. A breve i ragazzi friulani passeranno un fine settimana in terra inglese, vediamo. 80 studenti del suo istituto di fatto hanno partecipato a una settimana intensiva con insegnanti arrivati da Cambridge per imparare l'inglese. Allora, è una situazione un po' particolare perché dopo 2 anni di pandemia e l'impossibilità di andare a fare lo stage linguistico all'estero, abbiamo pensato di ricreare una situazione qui in loco. Quindi gli insegnanti della scuola della Ely Porter Language School di Cambridge sono venuti qui e hanno fatto attività con 80 dei nostri ragazzi. Giornata come se fossero in Inghilterra, dalle 9 alle 16, con attività in collegamento con l'estero, perché abbiamo abbinato allo studio della lingua anche il mondo e l'evoluzione del mondo del lavoro. Quindi loro si sono collegati con esperti e con ragazzi che lavorano già all'estero per creare proprio un'esperienza lavorativa molto interessante, perché oltre alla lingua hanno dovuto anche cimentarsi con la finanza, con i collegamenti, con come si sta muovendo il mondo del lavoro dopo l'emergenza del Covid. Dirigente, alla fine si è bevuto il tè? Diciamo che hanno apprezzato molto il cibo friulano con del buon caffè e si sono adattati senza nessun problema e anzi ci hanno invitato a concludere questo percorso con un fine settimana a Cambridge. Si chiama Chiaso ed è il servizio innovativo di domiciliarità inaugurato oggi a Rigolato, dedicato agli anziani del Valdegano. La casa accoglierà fino a un massimo di 20 persone con l'assistenza di operatori del territorio. Obiettivo primario: restituire una possibilità di vita nuova e di qualità, ritardando l'eventuale ingresso in casa di riposo. Sentiamo. Questa è una struttura che appartiene alla comunità, appartiene alla nostra gente, non solo di Rigolato, ma di tutta la Vallata, di tutta la Cana, insomma, e soprattutto ai nostri anziani che potranno vivere dei momenti felici in un ambiente loro, dove potranno semplicemente riacquisire quello che è un rapporto con la comunità. Sicuramente è un elemento per consentire alle persone che sono cresciute qui e hanno vissuto qui di restare qui. Ma dentro questa cosa c'è qualcosa di molto più importante, che è una trasformazione del baricentro dei percorsi di salute. È quell'integrazione sociosanitaria al quale qualcuno non vuole ancora vedere, ed è la trasformazione di regole che non devono guardare alle strutture, ma prima di guardare alle strutture devono guardare al bisogno delle persone. È una struttura che dà una risposta a un bisogno che nasceva dalla comunità non solo di Rigolato ma della Valdegano e di tutta la montagna, per dare un luogo nel quale gli anziani si possano sentire accuditi ma all'interno della propria realtà. Chiudiamo con lo sport. L'Udinese ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC in merito alla gara Udinese-Salernitana del 21 dicembre che annullava le sanzioni della sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la Salernitana decise dal giudice sportivo della Lega Professionisti di Serie A. E questa era anche l'ultima notizia. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.